Pensiero del giorno, sabato 16 novembre. Agire in favore dei prossimi. Non sempre ci viene chiesto di dare la vita per gli altri fino a immolarsi totalmente come ha fatto Gesù. Tuttavia, per amare veramente il prossimo, bisogna vivere bene tutte quelle piccole o grandi morti che la carità reciproca ci chiede. Dimenticare se stessi, staccarsi dalle cose, dalle proprie idee, dai propri interessi, per essere totalmente rivolti verso gli altri. Diventare uno con chi soffre, diminuendo così il dolore degli altri, o diventare uno con chi gode, moltiplicando così la sua gioia. E questo è veramente un morire, vivere per gli altri. Vivere per gli altri implica l'abdicazione a se stessi, la morte spirituale di se stessi. Poi, quando si comincia ad amare gli altri in questo modo e a sua volta si viene amati, si scopre che si passa a un piano superiore della vita dello spirito. Si nota un salto nella propria vita interiore. Si conoscono i doni dello spirito in modo nuovo, una gioia mai provata prima, una pace, una gentilezza, una magnanimità. Si acquisisce una nuova luce che aiuta a vedere ogni evento in Dio. Allo stesso tempo, questo amore reciproco testimonia Cristo al mondo. Gesù ha detto: da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Chiara Lubi, L'arte di amare, editrice Città Nuova. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.